Cari amici, continuiamo la nostra passeggiata a ISPO in compagnia di Massimiliano Mirabella, Marketing Manager di Dainese. Massimiliano, quali sono le novità per questa stagione? Ci sono tre novità, la principale è la Concept 001, che la vediamo qua esposta, che è l'interpretazione di Dainese di come sarà nel futuro una tuta da sci. Una tuta che ha la massima della protezione integrato con l'ergonomia. In particolare qua vediamo queste zone che vediamo evidenziate in grigio sulle braccia, sul petto e sulle cosce. È una struttura in fibra di vetro che dà una massima protezione per l'abrasione, ma questa struttura non è cucita o applicata sopra il tessuto, bensì è fusa col tessuto stesso. In questo modo la protezione non limita in nessun modo, ma anzi si adatta ai movimenti del corpo. All'interno della tuta è alloggiato il D-Air, il nostro sistema di airbag per il corpo, pensato per lo sci, che dona una protezione incredibile e si attiva quando ne hai bisogno, quindi è statico nel momento in cui non ti serve. In caso lui rilevi un incidente che sta avvenendo, si attiva e apre un airbag che avvolge totalmente tutto il torace della persona e quindi dà massima protezione a quelli che sono gli organi vitali. Quindi Dainese che dà un occhio particolare alla sicurezza, oltre alla tecnologia. Continuiamo la nostra passeggiata con Massimiliano che ci spiegherà le caratteristiche del nuovo casco Nucleo. Sì, il Nucleo è il nostro nuovo casco pensato per tutti gli sciatori che cercano un casco estremamente sicuro ma estremamente leggero e compatto. Abbiamo ripensato totalmente la costruzione principale del casco e abbiamo usato il materiale più protettivo che è l'ABS su una forma ad anello che, come vedete, avvolge totalmente il casco sia nella nuca che nella parte della fronte che nella parte laterale. In questo modo noi siamo riusciti a dare una massima protezione dove sono più frequenti gli impatti sui caschi, quindi nuclea, parte laterale, fronte scusate, parte laterale e nuca, e l'abbiamo fatto con un pezzo unico. Essendo un pezzo unico di ABS assorbe moltissimo gli impatti perché non ha giunture, quindi questa è un'innovazione molto importante che abbiamo portato. Seconda grande innovazione, abbiamo lavorato molto sulla ventilazione. Vedete che ha una doppia apertura di ventilazione frontale più queste valvole di sfogo sia laterali che uno spoiler integrato con le uscite per l'aria. La ventilazione è fatta in un modo che passa sopra il MIPS, sopra quindi quella che è la parte cute, quindi ha la capacità di trasportare via il vapore e il caldo, ma tu non senti l'effetto dell'aria fredda che ti entra direttamente a contatto con la testa. Ultima novità molto importante sono gli interni, abbiamo sempre pensato al massimo comfort, sono totalmente seamless, quindi non ci sono cuciture e non hanno alcun punto di pressione, ovviamente sono totalmente aggiustabili e totalmente regolabili. Continuando la carrellata dei prodotti Dainese, Massimiliano ci racconterà i nuovi guanti Ergotech. Questo è un nuovo guanto che abbiamo introdotto sempre per lo sciatore che cerca in questo caso una costruzione molto protettiva ma sempre molto confortevole. L'interno è in Primaloft, quindi molto caldo, l'esterno abbiamo una struttura in pelle rinforzata, ma soprattutto la grande novità è questa struttura che abbiamo sviluppato e si chiama Ergotech. Parte da uno studio molto analitico che va a analizzare le zone dove tu hai più bisogno di impatto e nello stesso tempo va a analizzare quelli che sono i movimenti della mano. Solitamente se guardiamo nella mano, questa nocca qua sono più libere di movimento, mentre queste due tendono a muoversi in maniera più unita. Quindi manteniamo questa doppia differenziazione tra le due nocche più separate e quelle più unite, dando protezione esattamente dove abbiamo bisogno, ma in nessun modo limitando il movimento della mano. Questo risulta in un comfort lungo tutto l'utilizzo della sciata e in una totale libertà di movimento, ma hai una protezione rigida che sappiamo essere la migliore che puoi mettere sulle nocche. Il design di Dainese non ha bisogno di commenti, ma in questo caso Massimiliano ci racconterà le caratteristiche delle giacche. Tutte le nostre giacche da discesa si costruiscono su un principio fondamentale che è quello di poter, se uno vuole, mettere all'interno delle protezioni. Quindi le nostre giacche si dividono in tre categorie principali, le giacche contrassegnate nel nome con la S+, quindi con un S e un più, sono le giacche che vengono create e concepite con già all'interno un paraschiena integrato. Quindi c'è un paraschiena integrato all'interno della giacca che è perfettamente integrato per seguire totalmente i movimenti dello sciatore. Poi abbiamo le giacche che invece sono caratterizzate dalla dicitura S e sono le giacche nelle quali è possibile tramite una tasca particolare integrare nel compartimento il paraschiena. Infine poi abbiamo le giacche che non hanno la S, che sono comunque giacche pensate per avere un paraschiena esterno come in questo caso, ma disegnate per avere il volume per accomodare all'interno un paraschiena. Quindi in tutta la collezione Dainese tu puoi sempre integrare la protezione all'interno. Grazie Massimiliano. Grazie a voi.